Allora, vediamo quello che possiamo fare. Guerriero dei cavi, questo sembra abbastanza utile, soprattutto inerente a quello che abbiamo fatto appena adesso. Spara con le armi a una mano quando utilizzi i cavi, potrebbe essere molto ma molto utile. Sempre nella sezione dell'airone. Vediamo un po', ricarica mirata, premi R per ricaricare rapidamente una pistola o un fucile di precisione mentre usi per mirare. Questo potrebbe essere molto utile. Vediamo un po' perché utilizziamo spesso fucili di precisione. Invece tiratore esperto, sei più preciso quando spari senza mirare con mitragliatrici, fucili d'assalto e fucili di precisione. Perfetto, mentre vediamo un po', gran mitragliere ti permette di usare un'arma fissa più a lungo senza che si surriscaldi. Atterraggio morbido, riduci i danni di caduta del 25%. Questo potrebbe essere molto utile anche perché avete visto prima ci siamo fatti un bel salto di almeno 50 metri e siamo rimasti intatti. Allora, mentre nella sezione dello squalo vediamo di raggiungere Salamandra, riduci i danni dal fuoco del 50%, vediamo di aumentare la nostra difesa ai colpi. Guida evasiva, usa tecniche di guida evasiva per ridurre del 50% i danni subiti del veicolo. Questo non potrebbe essere molto utile perché di solito non effettuiamo mai scontri, come dire, alla guida, quindi vediamo un po' questo. Abbattimento a catene, segui abbattimenti in sequenza uno dopo l'altro, otterremo ovviamente sempre più esperienza, maledizione. Questo non sembra molto utile. Invece, forma perfetta, ottiene un'unità di salute aggiuntiva. Molto bene. Allora, vediamo un po' i nostri nuovi tatuaggi che ci sono stati appena adesso stampati. Probabilmente stiamo guidando con la nostra bella... come dire, con il nostro bel vestitino non riusciremo a vederli. Allora, procediamo da questa parte, visto che c'era una specie di posto di blocco. Perfetto, allora ci siamo fatti notare dal nostro amico Hoyt, quindi mi sa che sarà un'ottima idea andare a trovare al suo quartier generale. Allora, vediamo un po', innanzitutto mi sa che dobbiamo andare a farci un bel giretto alla torre radio davanti a noi, perché ovviamente dobbiamo capire più o meno dove ci ritroviamo. Vediamo un po' la torre radio appunto qui sotto, dovrò fermarmi un attimino a 300 metri, qui ovviamente sarà fondamentale scoprire che cosa ritroviamo intorno, perché avete visto anche nella sezione del ponticello dove abbiamo combattuto non avevamo una grande visione, quindi è importante sbloccare le torri radio vicino alla nostra posizione, ok? Attenzione, guardate un po' che figa questa macchinina, sembra abbastanza alla grande, cioè, come dire, riusciamo ad affrontare i terreni più difficili in maniera abbastanza splendida. Ok, eccoci arrivati, speriamo che questa torre radio non sia, come dire, complicata come tutte le precedenti. Ok, possiamo lasciare parcheggiata la nostra macchinina qui, il segnale del parcheggio lo possiamo mettere oppure ci fanno la nostra bella multa. Attenzione, vediamo, è tutto a posto. Perfetto. E sembra abbastanza alta, maledizione. Vediamo che cosa ci riserva quest'oggi un'altra bella torre. Bene, vediamo cosa ci riserverà per noi questa bella torre radio. Allora, come al solito, sempre arrugginita. Attenzione a non beccarci il tetano. Un bel taglietto e qui finiamo direttamente all'ospedale. Allora, vediamo un po'. Qua dobbiamo fare un bel salto di 100 metri, mi sa. Attenzione. Ok, mi sa che ce ne possiamo andare anche alle Olimpiadi. Wow, state attenti, qua che dobbiamo fare Spider-Man, mamma mia. Vediamo un po'. Sali, perfetto, qui c'è anche una bella corda. Tiriamoci su. Perfetto. Allora, vediamo un po' cosa c'è da questa parte. Anche un'altra bella fune per noi. Molto bene, attenzione a non fare troppi sforzi perché dobbiamo affrontare Hoyt. Quindi attento, Jason, a come ti muovi. Maledizione, vediamo un po', mi sa che siamo arrivati in una sorta di vicolo cieco. Vediamo da questa parte. Ah, qua c'è una bella scala. Ok, un altro bel salto in lungo. Alle Olimpiadi ce ne andiamo. Però appena torniamo a casa mi iscrivo alla prossima annata. Ok, qui possiamo perfettamente avanzare. Vediamo un po' cosa c'è da questa parte. Oh, attenzione che qua ci restiamo secchi. Ok, continuiamo a salire. Siamo arrivati in cima. Ancora ci saranno altri 5-6 metri. Ok, possiamo procedere anche da questa parte. Attenzione, vediamo un po'. Mi sa che siamo arrivati in una brutta situazione. Vediamo un po' cosa dobbiamo fare adesso. Siamo completamente bloccati. Maledizione, vediamo da questa parte. Vediamo un po'. Niente, mi sa che non possiamo avanzare. Vediamo. Ah, perfetto, forse dobbiamo arrivare immediatamente da questa parte. Ok, dobbiamo scendere qua sotto. Perfetto, saliamo, avevo capito tutto. Speriamo che ho indovinato. Vediamo dove si ritrova la scala. Maledizione, forse siamo arrivati in un altro piccolo cieco. Proviamo da questa parte, maledizione. Andiamo, calma. Attenzione Jason, vediamo un po'. Andiamo un altro pochino più avanti, perfetto. Olè, tiriamoci su. È abbastanza complicata questa torre radio. Ok, proviamo. Abbiamo trovato finalmente la nostra bella scala. Si sarà scolato 2-3 bottiglie di vodka Jason prima di affrontare di fare quel combattimento. Quindi stiamo attenti a non cadere da qua sopra. Abbiamo un po' di capogiri. Olè, finalmente la nostra bella cassetta elettrica. Attenzione, un bel colpetto al nostro lucchetto. Ok, vediamo un po' cosa ritroviamo nell'ambiente circostante. Diamo un'occhiata. Olè, vediamo un po'. Allora, vediamo, mi sa che abbiamo anche un'altra bella zona, una specie di bungalow qua sotto, ma non ci sono negozi di armi, magari qualcosa... Ah, qui addirittura c'è una specie di sito archeologico, molto bene. Mentre qua giù, sempre queste dannate casette abbandonate. Mi servirebbe una bella zona per acquistare qualche arma nuova, perché ho visto che qualcuno di voi mi ha consigliato un'arma davvero figa che adesso non ricordo il nome, comunque potrebbe essere davvero di aiuto. Allora, vediamo finalmente di dirigerci dal nostro caro e amato Hoyt. Ci hanno fatto la multa, dannazione, vediamo un po', perché la macchina mi sembra un po' diversa dalla postazione
posizione dove l'avevo lasciata. Vediamo, 100 euro di multa ci sono, maledizione, forse per tutta la ruggine che gli abbiamo accumulato. Allora, 300 metri il nostro obiettivo, vediamo di scendere da qua su, attenzione, allora, vediamo un po', attenzione, maledizione, avrò beccato una bella, come dire, una bella roccia, che hanno messo questa rampa qui proprio per fare un bel salto. Mamma mia, allora vediamo un po' innanzitutto dove si ritrova il nostro obiettivo. Vediamo un po', è proprio dall'altra parte del nostro obiettivo. Però io un bel salto me lo faccio su quella bella rampa, proprio in tema Formula 1. Ok, andiamo a tutta manetta, facciamo un bel giretto qui intorno, vediamo di ricaricare il nostro motore al massimo, facciamolo salire di giri, andiamo a tutta manetta, non vorrei rimanerci secco, presto, andiamo, forza, vediamo dove arriviamo. Olè! Abbiamo rotto l'intero parabrezza, anche un po' di fumo bianco esce dal nostro motore, però ne valeva la pena per fare questo bel salto. Vediamo un po', attenzione, ce l'abbiamo i freni, vero? Maledizione. Ok, vediamo un po' cosa vuole appunto il nostro caro amico Hoyt. Dennis Rogers. Come va la missione per uccidere Hoyt? Sono più forte che mai. Dì a Citra che la vittoria sarà mia. Non temere. Sono sempre accanto a Citra. Molto bene, allora raggiungi il quartier generale di Hoyt, però il problema è come entrarci, sembra una specie di prigione, guardate un po' tutta ricoperta, come dire, di filo spinato, ma anche un bel muro circa 2 metri alto, quindi vediamo di trovare il punto d'ingresso, deve essere da queste parti. Allora ci sono anche diversi allarmi, quindi dobbiamo stare molto ma molto attenti. Ho visto che c'è anche qualche negozio all'interno, forse possiamo riuscire a guadagnare qualche arma. Allora, vediamo di parlare con questa bella guardia. Il nostro amico Pelatone, quello che sembrava Hitman, perfetto, vediamo un po' di parlarci, amico mio. Non hai voglia di parlarci? Vediamo un po'. Ehi, Pelatone. Tira fuori la tua faccia da poker, ja? Hai eine sola chance. Dai. Perfetto, eccoci intrufolati immediatamente nel nostro obiettivo. Lui è Foster. Grazie, Sam. Ora fatti una pausa. Tu, siediti. Hai le foto e l'elenco dei traditori. Tieni. Sei stato bravo. Ecco, tieni, festeggia con un bel coiba. Hai dato spettacolo laggiù? No, non fumo. Oh, ti preoccupi del cancro, eh? Bella stronzata. Non sarà un tumore a ucciderti. Sai, hai l'aria di uno che vuole entrare nel mio giro, Foster. Però io leggo la gente. E tu? Tu sei una molla. Rimbalzi da un lavoro all'altro senza fermarti. Non sono mai soddisfatto. Bene. Sai come faccio ad avere dei dipendenti contenti? Paura. Allora, i miei hobby. Cucina, arte, film, anfetamine. E i tuoi? Vado a caccia. Vado a caccia anch'io. È il re dei passatempi. Però io caccio prede vere. Se vuoi ti posso offrire i mercati di schiavi a Rio, Hong Kong, New York. È un'impresa internazionale. La globalizzazione è il futuro. Le cose esotiche ti arrivano direttamente in casa. Guarda l'industria americana. Mettono 1, 2, 3 sulle lenti a contatto. In questo modo, quando ne metto una, capisco subito se è al rovescio. Perché 1, 2, 3 e non ABC? È semplice, perché così la esportano in tutto il mondo fino a me. E che cosa succede quando la indosso? Non vedi l'1, 2, 3. E non è meraviglioso? Questo è il progresso, amico. Questa è la civiltà. Però questo certa gente non lo capisce. Vedi quella barca laggiù? Voglio un riscatto per quella e per i passeggeri. Ma il cliente non vuole assolutamente negoziare fuori confine. Va. Sai, preferisco la versione europea. Gli ottoni delle orchestre americane sono eccessivamente pomposi. È questo il fulcro di tutto, Foster. Voglio che i miei schiavi arrivino da tutto il mondo. Proprio come le lenti a contatto sono prodotti
universali. Ora, voglio che tu faccia una cosa per me. Giù di sotto ho un prigioniero. Devi cercare di scoprire chi è e chi può pagare per lui. Dopodiché devi picchiarlo finché non si regge più in piedi. Ti mando anche Sam. Ok. Ah, terrò d'occhio la telecamera. Non mi capita mai di vedere un professionista al lavoro. Vai. Ehi! Non deludermi. Perdi qua. Che succederà? Fallo e Hoyt si fiderà. Credi alle tue bugie. E ricorda, sorridi. Sei in televisione. Ecco il prigioniero da interrogare. Ma lo conosciamo! Riley. Tu chi sei? Come ti chiami? Cosa? Il tuo nome! Riley Brody! Ah, mein Gott. Chi ti ha portato sull'isola? Mio fratello. E dov'è Jason ora? Dov'è? Non lo so. Pensa che tu sia morto? Per chi lavori? Faccio io le domande! Dove sono i 4 che ha rubato? Merda, non lo so. Voglio solo andarmene. La telecamera se ne starà in loop per 38 secondi. Riley, Che Jason? sei vivo? Ma che cazzo? Ma sei con loro? No, ti tiro fuori. Ok. Dov'è Grant? Non è qui, ma io sì. 26 secondi. Ok, ce ne andiamo ora. Nine. Se lo fai, tanto vale sparargli direttamente. Dobbiamo sabotare e uccidere Hoyt. Noi pensiamo alle guardie e Riley scappa. Wow! Nine. Non arriverebbe nemmeno fuori Jackie, di qui. ascoltalo, ok? Io non posso muovermi di qui. 9 secondi. Devi fargli del male o Hoyt ti scoprirà. Cosa? 5 secondi. Avanti, fallo. Resisterò, però promettimi che tornerai da me. No, maledizione! Aia, gli abbiamo fatto male, maledizione. Dobbiamo ucciderlo, questo dannato Hoyt. Andiamo. Maledizione. Eccolo. Non ho capito, ma mi sembra che adesso dobbiamo partire immediatamente con una specie di azione. Dobbiamo tenere premuto spazio. No, poverino. Maledizione. No. Maledetto. No, dobbiamo farla a pezzettini questo maledetto Hoyt. Cosa sono diventato? Basta così. Lascialo. Mai incontrato un giocatore di poker come te. Mi serve un drink. Eccolo lo stronzone. Ehi, sei stato bravo a scoprire il nome. Bastone e carota funzionano sempre. Mi sei davvero piaciuto, ragazzo. Senti, ti voglio a giocare a poker insieme a me. Sam? Sei invitato anche tu. Si parla di affari. Dimmi solo quando. Non ho impegni. Bene, splendido. Ti farò dire da Sam dove e quando. Serata poker! Lo voglio. Hai ragione, amico mio. Ho preparato un bel piano. Disattiviamo la rete di comunicazioni dell'amico Hoyt e facciamo saltare le riserve di benzina. Il gran casino nella sua Gestapo ci permetterà di ucciderlo durante la partita a poker e salvare Riley. Das ist gut, ja? Sì, va bene. Ja. Raggiungimi alle riserve dopo aver staccato la spina alle comunicazioni. E così manderemo in tilt i suoi scagnozzi, ja? Molto bene, eccoci finalmente fuori, come dire, dal quartier generale di Hoyt. Probabilmente abbiamo Hoyt non organizzato vuole un rotture, ottimo torna piano. dopo.
Allora, attenzione. Ah, qua c'è un bel ragazzone che continua a parlare. Comunque, a quanto pare abbiamo scoperto un'ottima notizia. A quanto pare il nostro fratello minore, ovvero Riley Brody, è ancora vivo. Lo credevamo morto, però purtroppo gli abbiamo dovuto fare male per entrare quindi nelle grazie di Hoyt. Però adesso il nostro caro Hoyt vedrà un po' di vedersela con noi direttamente a questa bella seratina da poker a casa sua. Allora, probabilmente il nostro caro Sam ha organizzato un ottimo piano. Dobbiamo andare al centro di comunicazioni per disattivare quindi, come dire, le intere comunicazioni degli scagnotti di Hoyt per farlo fuori nella maniera migliore. Ovviamente questo accadrà all'interno dei prossimi gameplay, ragazzi. Mi raccomando, fatemi sapere che cosa ne pensate tramite un voto o un commento. Ciao a tutti, ragazzi!